campo di grano che dirvi non so, di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillante e li si cantò. La papera al papero chiese papà, pappare papaveri come si fa? Non puoi tu pappare i papaveri, disse papà. E aggiunse poi frittando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, alti. Romeo, avete una cuoca eccezionale, è stato un pranzo squisito. Sono veramente felice, Veramente proprio bello. sono felice veramente. Colonnello De Biasi, ma lei è riserva o è ancora attivo? Donna Clotilde, ho lasciato il servizio e sono in riserva da qualche anno, ma in quanto essere attivo, lo sono e come? Non ho un attimo di respiro, sa, la tenuta, la proprietà, i contadini, i braccianti, insomma, i lavoranti, ecco. Dovrebbe lasciare queste responsabilità a suo figlio e lei godersi un po' la vita. Proprio così, proprio Certo, così. dice bene mia moglie. Anzi, io suggerisco di organizzare più spesso di questi incontri conviviali. Ecco, un'ottima idea, io sono. Chiaro, li invitiamo tutti nella nostra villa Posillica sabato prossimo. Oh, ma grazie. Allora, veramente. questo invito di Donna Clotilde e questo vino meritano un brindisi. Ma certo! Angeli del Paradiso, sebbene sono a Zonzo da queste parti, siete invitati a bere con noi questo nettare paradisiaco. Bene, auguri allora, auguri. Poeta, anche le parole adatte. Vabbè, Sì. io non so come, ma io trovo questo vino completamente superiore all'annata 68, che io oserei dire è stata decisamente l'annata migliore degli ultimi 30 anni. Sono pienamente d'accordo. E poi, ottimamente abbinato a quel capretto Ecco, soprattutto. cucinato da Angela Rosa, una vela del corniglio. Proprio così. Viva la tavola del colonnello De Grazie, Biasi! viva, grazie. Che oggi mi ha fatto tradire la dieta. D'altronde, come si poteva rinunciare a quella parmigiana di melanzana con quel retrogusto al profumo di basilico che si avvertiva in ogni boccone? E quel sito al forno, con ricotta, provola, polpettine, salame e uova Che sola, meraviglia, che meraviglia. cucinato magistralmente dalla Rosa, un vero capolavoro della cucina italiana. Al diavolo diabete, azotemia e colesterolo. Quando sa da mangiare, sa da mangiare. Sono perfettamente d'accordo. E poi ricordate, amici, che le diete cominciano sempre il giorno dopo. È vero, è vero. È vero? Salute, colonnello. Salute, grazie. Questa musica? Sono i contadini, i braccianti, i lavoranti Che della terra, carini, sì. sono loro che tramandano con i loro canti le tradizioni della È nostra vero, proprio così. Li vorrei vedere. Ma certo, Gabriele, accompagna i nostri ospiti a vedere la tenuta. E mi raccomando, soprattutto la vigna, ci tengo in modo particolare. Sono proprio curiosa di vedere come è posizionata la vigna da cui viene l'uva che produce questo meraviglioso vino. Mia moglie è un'esperta. Lo vedo, veramente. Anzi, ella asserisce che anche la posizione geografica di una vigna può determinare la bontà dell'uva e quindi del vino. Ne sono fermamente convinta. Ma indubbiamente. L'uva deve essere buona, ma poi il vino bisogna anche saperlo fare. Io per esempio mi affido molto alle esperienze di Ciccone, un bravo contadino esperto del settore. Pensa a tutto lui, passa infatti buona parte della giornata proprio alla cura della vigna. Io sinceramente il vino mi limito a berlo e ad apprezzarlo, quando è buono. Bene, colonnello, allora noi si va, voi non venite. si va. Chiedo scusa, ma ho alcune faccende da sbrigare. Mi accompagna mio figlio. Anche noi andiamo via, tanto poi stesso di là dalla tenuta andiamo via. D'accordo. È stato un pranzo delizioso. Grazie. Vi aspettiamo tutti a Napoli e come sarete nostro ospite. Certo, grazie. Arrivederci. O Grazie, nella donna nostra Clotilde, tenuta grazie. di Roccapadura, Sì. quanto prima Ma certo, aspettiamo. ne sarò veramente Li felice. faremo assaggiare i nostri vini e Certo. speriamo che questi 2 giorni siano sempre felici. Grazie a voi di essere venuti e grazie dell'augurio. Grazie del Arrivederci. pranzo. Io non vi saluto, noi torniamo tra poco. Esatto. Noi rompiamo le righe. Andate pure. Gabriele accompagnalo, sì. Totonno, Maria Neve, Padre comandante, sparecchiate la tavola.
Io vado a fare 4 chiacchiere con la mia serva padrona. Mi hai fatto abbracciare un po'. Ah, ma allora con te non ci posso trovare. Perché no? Io ti voglio bene. Non ti voglio, non ti voglio e non ti voglio, miei capelli in E casa. a Lucca si sente mangiare fuoco alla tinta. E allora tu sacco fermo che in mano. Tu muori fratello, tu muori fratello. Ma insomma come te la gioia? Tu non mi piaci, sei curto. Di sopra. Ma perché? Padre non è culo. Frate non è culo. Zio non è culo. Vieni pure tu a così faccio Maria Neve e i 7 nani. Bastarda, sporca e maledetta! Padrone, voi state zitto, padrone. Un imbecille, un cretino! Colonnello. Che vuoi tu? Chi ti ha chiamato? Chi ti ha interrogato? Chi l'ha seduto imbecille si è presentato. E imbecille sono io, che non prendo ancora quella mula o tu se la mando via. Ma chi l'ha? Con Angela Rosa. Certo, con Angela Rosa, con chi altri se no? Non ne avete ragione. Grazie tanto. In fondo essa chi è? Una servitore, una cameriera come noi. Invece è troppa rispettere. Se vi certi conferenze, canzone sta pigliando. Ma tu di che ti impicci, eh? L'incompreso. Avvicinati. Padrone, chi non si avvicina perché dice che vicino a voi va ancora più corto. Che te ne importa? Una volta anche il re era corto e poi l'uomo non si misura a palle. Che non lo può capire. Ho capito, ho capito. È per le donne, eh sì. Tu decisamente sei un incompreso. E sai perché? Perché nessuno ha compreso ancora come fai a essere così imbecille. Avanti, sparecchiate, sbrigatevi. Poi com'è bello colonnello. Chi sto suo uomo? Ah! Che succede? Niente, padrone, possiamo legare nei bicchieri. Perché siete i soliti sciatti, arronzoni. C'è bisogno di portare tanti bicchieri tutti insieme, eh? Vi pesava andare e venire una volta in più. Vabbè, padrone, ma alla fine non si è rotto niente. Ma si potevano rompere. Se invece vi muoveste come dei soldati, con attenzione, con precisione. Scassavano tutti i bicchieri. Beh, è stata una disgrazia. E non ridete se non vi prendo a schiaffi. Maria Neve, e scassato tutte le bicchiere. Io ho cancellato, sai? Pagare il bicchiere pure, mannaggia Marina Ti ho fratello, detto tante volte di non essere sboccata. mannaggia il mare inquinato. Poi parlo tu, Angela, non so sta dici. sei stato tu, lo sapevo. Ah, poi facciamo tutte cose presse. Sono stati. E chi è stato allora? Beh, veramente è stata una disgrazia. Sono stato io. Vabbè, ma non scusate allora. Aspetta tu, vieni qua. Come è nato? Aia, bastarda. Voglio riprendere il discorso di prima. Fammi capire bene. A te la fidanzata di mio figlio non ti piace? Allora, e come ti ho mandato a fare? Io sono una cammarella, che pensi in un conto. È come se io pensassi a ciuccia, a grapa, a studia. E allora perché hai servito il pranzo come se fosse un pranzo funebre? Funebre, e che ci fatto un brolo, che ci fatto i maccheroni funebre. Comunque io ti ho fatto una domanda. Voglio una risposta breve, chiara e precisa. La fidanzata di mio figlio non ti piace? È un po' zuccolino. Socco, ma come ti permetti? E voi avete detto una risposta chiara e precisa. Ma perché l'hai vista fare qualche cosa di male? Padrone, certe cose non si vedono, si sentono. E come che va a casa di un signore, sente venire a dove un rau andare a cucina e pensa che oggi il signore mangia il rau. Io il rau non l'ho già visto, però il rau ci sta. Ma quella è una ragazza di città, una ragazza moderna. Padrone, se vi mo comandati, ma faccio piacere per forza. Brava. Però non mi piace. E allora sei pregata di non farlo capire ai miei ospiti. Devi essere garbata, gentile, educata. Sì, signore. Niente, quei calciature che ti fanno all'uccello. Intanto, e che cazzo è questo? E vogliono sparare nella siesta, te che cosa te ne importa? Ma quella siesta, padrone, io sparo in una gambata. E allora? Gesù è marito, che lo signorina è asciutto. E che fa? Cos'è un uccello, mio figlio? Non signore, ma data la situazione a scoccia, voi che siete il padre, la dovevate afferrare per il cravattino e farla rimanere dentro alla casa. Eh sì, mo lo metteva agli arresti domiciliari. Oh Gesù, ma quando uno ha fatto quello che ha fatto signorina, si deve mettere paura delle scoppettate che scoppettate attorno attorno. Per aver violato una di queste campagnole. Sì, lo so, è stato un mascalzone, non dico di no. Ma io alla ragazza ho combinato un bel matrimonio, un giovane che viene da Napoli, un nobile decaduto, una persona molto per bene, anzi, oserei dire raffinato. Sì, non conosco per bene, oserei dire raffinato. Ma insomma, ho fatto o non ho fatto una dote alla ragazza? I familiari sono o non sono d'accordo? Sì signore. Oh! No padrone, voi che sto occhi a me come l'avete visto. Voi siete messi a bancotti a caffè, padre, figliuolo,
zia, fidanzata e ospiti vari. E questo, padrone mio, è proprio un affronto. Una guaglione questa, che ci aveva messo pensiero, signorina. Vero? Le vollizzesse in capo e scoppettea. Oh bella, stiamo a vedere che adesso il colonnello Vincenzo De Biasis non può neanche mangiare all'aperto con i suoi ospiti. Sì, ci mancherebbe altro, non mangerò. Io non ho paura di nessuno, no? Padrone, questo, non mi acqua, colonnello. Non ho bisogno di acqua, non ho bisogno, stai a posto tu o tu? Serve, padrone, serve. Ecco, bravo, così. Però non sono d'accordo. Ma le ho mandati io con la scusa di vedere la tenuta. Che cosa dovevo fare? Mi arrivano all'improvviso fidanzata, zio e ospiti vari proprio oggi. Che aspetto la famiglia della campagnola sedotta e la persona che viene da Napoli, eh? Che facevo? Mi trovavo con la sedotta di qua e la fidanzata di qua. Sì, padrone, quello che dici tu è sempre ben fatto. Padrone, noi abbiamo venuto a sparecchiarci così me. No signore, dovete stare qua. Ogni tanto se ne vogliono andare. Ma dove dovete andare? Cosa avete da fare voi? Avete che ancora sta su con Angela Rosso. Mette paura un covardo. E non state lì impalati, datevi da fare, su, muovetevi. Non è utile. Qua ci voleva la buonanima di mia moglie. La baronessa Cristina von Kausen. Pozza sta in taschiere l'Angela. È la tedesca, eh? Ma che tedesca, era dell'Austria. Famiglia antica della migliore nobiltà austriana. La baronessa Cristina von Kausen. Che causa e baronessa che era. Che portamento, che stile. Te la ricordi bene, Angela Rosa? La tieni presente? Una mano bianca che sembrava il giglio di Sant'Antonio. Dipingeva, suonava l'arpa. Come suonava l'arpa? Bellissima. Si metteva in idea che era mattina sera. Che parole che sapeva dire. Veramente, mi ricordo. Vincenzo, cretinen. Tu conservi tu troppa comunale, cretinen. Ma che stai dicendo? Erano parole della sua lingua, chissà cosa volevano significare. Ma dove guardi? Sta venendo signorina. E che ha fatto? Ha lasciato la fidanzata sola in mezzo alla campagna? E vabbè, a che pure si asparro, me ne fotte proprio io. Mi aiuto. Qualche anima pietosa mi aiuti. Come serve liscio? Una gassosa, anzi no, un bel bicchiere d'acqua gelata. Oh, va a pigliare io, aspetta. Allora vai, tu aspetta. Signori, permettete. Guardate che le sta tutte surate se vuoi bere l'acqua gelata. Ma dico io, a cervella volima te ne ingapa no? Andiamo, venite a vedere la cagna cammissa. Non mi farine borodacco come lo pesce. Ma lascialo stare, non lo opprimere. Gabriele non è un pulcino bagnato, è figlio di un soldato. Sì, avete ragione, padrone. Però la cammissa se l'ha da cagnare. No, ma non è possibile, io la caccio. Io la caccio! Colonnello, dicevo di pure, Gabriele, tu avrai troppa conferenza. E che cos'è questo tu? È tuo fratello Gabriele. Scusate padrone, scappa. Ma che dici? E su, andate, non state lì impalati come due mamocce, su, andate, datevi da fare, muovetevi. Dopo che mi scappa, io a Gabriele la vista crescere. È chi che io problemi. Accallate le viste crescere e tu si blocca. Ah, Ciccone, finalmente sei arrivato. Tutto a posto. Tutto a posto, colonnello, io non sono voluto prima perché stiva fidanzato dello signorino. Hai fatto bene, io proprio di questo avevo paura, che la fidanzata di mio figlio potesse capire qualche cosa. Ma dimmi tutto. Colonnello, un sensale specialista. Ah. Figurato come c'è sposare una sorella mia che era molto. Lo trovai hanno un marito subito. Io non parlo, tu non senti, e vissero felice e contento. Ma la persona da Napoli è venuta? Sì signore, lo vuol che è venuto con me? Come? Oh, noi in tuo paese a così vicino. Sta aspettando un fresco di tuo pagliaregnese. Quando comandato porta qua. no. Ma stupino che ha preso lo faccio a hai lei. ragione, lascialo qua. Cicco, fa una cosa. Dite, Vai a prendere il porco e portalo qua. come volete? Ah, senti una cosa, Cicco. Se c'è mio figlio o la fidanzata, non parlare. Non dubitare. Combinate la giacca. Uffa, Angela, non la voglio mettere la giacca. Ma sta correndo per raffreddare. Ma insomma, fa caldo, come te lo deve dire? Non rompere più le scatole! Vai a lavare i piatti! Signor fredatario, non prendete la frusta. In fondo Angela Rosa mi diverte. Infilami la giacca. Ecco fatto. Il signorino può vincere sempre. Però poi quando è caduto malato, io passo qua. Angela Rosa. E chi ha da fede con Angela Rosa. E chi è cataplasma? Angela Rosa. Non sei contenta? Ma già mettere niente di più. Sto corniciello, signorino. Sto corniciello contro i malori. Un corniciello e basta. No, sto corniciello, sta figurella e poi basta. I santini addosso. Ma è Sancino. Ma già tengo Sant'Antonio, San Francesco e Santa Rita. E che si non è un portafoglio, è un santuario. Ma sono figurelle di carta, quando possono passare? Gesù mio. Avete ragione, ce l'ho pure Gesù. Ma non faccio la roba piano. Gabri, tesoro
Ma io a Cristo voglio bene, mi azzeccoso come una mosca cavallina. Grandi, ma cosa fai tesoruccio? Sono venuta a bere, amore. Va bene, metti un bacino in questa mano che mi sono pronta e sei perdonato. Guarda, adesso si pugneva sedere, non si passava passare. Non è quasi stare andando a gente, c'ho vergogna. Guardate come mi tratta. Cattivo, 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 perché sono una gattina piccola piccola. Aspetta che mi crescano le unghie e poi vedrai. Quindi siete riusciti a visitare tutta la tenuta? Sì, una terra bellissima. Tutta proprietà di mia madre. La baronessa Cristina von Kauser. Ma vostra moglie era nobile. Altro che una nobildonna della dinastia degli Asburgi, una donna stupenda, una mano bianca che sembrava il Figlio di Sant'Antonio. Che ha parlato? No, Angela Rosa l'ha conosciuta e la ricorda bene anche lei. È una serva fedele da tanti anni in casa nostra e perciò si prende qualche licenza, ma in fondo è una buona donna. E quella a baronessa in punto di morte mi chiamò e mi disse: Angelaro, intorno a me tutti cretinen. Quella parlava così perché era australiana. Austriaca, scusate. Australiana. Ogni tanto mi fanno una risata in faccia. Insomma, che vi disse la baronessa? Angelaro, ti sto chittando sangue, figlio te la raccomando a te. Ah, la baronessa parlava napoletano. No, non signorì, io lo dico così a parole mie perché non faccio parlare con maestra. Quella era nobile. Altro che una nobildonna 18 carati, amava le belle cose. Suonava l'arpa, pittava. Ecco. E come manteneva bello quel pennello in mano così, con due dita. E mio figlio ha preso tutto da lei. Ah, che stiamo bene. Oh, signorina è matricida assai. Matricida! Si fanno una carossata. Non la mortificate, poverina, vuol dire ammatrizzato. Tale e quale, proprio una fotografia di Giotto. Ma che c'entra Giotto? Giotto era un pittore, che faceva il fotografo Giotto? E sa c'è, fatta sua. E allora perché parli? Guarda, don Archeologo. No, aspetta, Angela, una precisazione. Tu anche durante il pranzo mi hai chiamato così. Io non mi chiamo archeologo, io sono archeologo, ma non mi chiamo così. Non capisco. Io sono Angela Rosa, ma non mi chiama così. Il signore si chiama Clodoveo, archeologo, è la sua professione, capito? Così come mia nipote che si chiama Yolanda, ma è una botanica. Ecco. Veramente? Non è botanica. Una grande botanica, alla cattedra all'Università di Napoli. Studia le piante, le erbe. Ah, ci capito. Produssina, basilica. Ha detto una sciocchezza, ma voi mi dovete perdonare perché sono ignorante. Ma no, cosa dite? No, no, gli danno proprio il diploma di ignorantezza. Ecco molto che fa. Tutte le vongole che messi nella bocca, subito ve ne accorgete. Specialmente voi, che di professione fate il clodoveo. È meglio che me ne vado rindo, perché a signorina ride e io capisco che non posso stare in mezzo a voi. I poco che saggio, solamente i puparuli, le carotide. Le carotide! Ma insomma, il pastinache voi come le chiamate? Le carote! E tu dici la carotide è questa, Angela Rosa, è questa! Sei un morse tra il sindaco. No, guardate, divertiamoci un altro poco. Ma no, dai, lasciatela stare. Guardate signorina, che la differenza è quando uno è chiuso a scuola e nato queste. Poi come qui capisco la ruta, la menta, la peperna. La menta solo che voi si tena importante. E no. Che tipo divertente! Averla in casa deve essere uno spasso. Sì, sarà divertente come dite voi, ma io la caccio. Domani la caccio. Sì, perché a lungo andare una linguaccia di queste diventa insolente. Via, non esageriamo, in fondo non ha detto nulla di male. La baronessa tale e quale. Ah, sì? Mio figlio, anche lui sempre disposto al perdono. Papà, io credo che da mia madre abbia preso una sola cosa, le proprietà che mi ha lasciato. Già, perché qua il padrone è vero, è lui. Sì, è lui. Io non avevo niente, un rozzo soldato incafonito poi da questi campagnoli. Mio figlio deve tutto a lei, tutto alla baronessa. La baronessa Cristina von Kauser. Proprio così, proprio così. Bene, bene, colonnello, mi dispiace lasciarvi, ma ora dobbiamo tornare a Napoli. Perché? Ci accompagni, Gabriele? Sì, certo. Un attimino, devo prendere la borsetta. Mi do anche una ripastatina al trucco perché il sudore me la pasticcia con tantico. Vado subito. Accomodiamoci anche noi, sono Clodoveo. Vi voglio far provare un liquorino che ho fatto con le mie. Prego, accomodatevi. Gabriele, vieni. Oh,
allora zitto. Ma in modo avete visto? E già tu una parte di poco a te mamma, stiamo bene, andiamo. Se non l'avete capito, vuol che siete voi. Ma io sono il Pocco. Sì, signore. Ah sì? E allora aspetta un momento. Allora. Un momento. Caina, perché non vai a vedere quella scopa di tua madre? Gliel'ho detto, sicuro gliel'ho detto. Io così sto. Dovete scusare, ma quando uno fa un matrimonio con una pura, si lo chiama? O porca. O pure. E vabbè, allora vuol dire che io sono il Pocco. Che devo dire? Che succede? Colonnello, questa è la persona che è venuta da me. Capisco, io sono... Sì, lo so, ma ora è un brutto momento per il porco. La stanno facendo in salsiccia. Lui non sa e non deve sapere niente del nostro accordo, è tutta una cosa organizzata da me. Cicco, tu gli hai spiegato bene la situazione? No, non vi preoccupate, io so tutto. Come no? Vostro figlio ha violentato... Non l'ha violentata, violentata è brutale. Avete ragione, è una brutta parola. Vostro figlio ha sedotto. Non l'ha sedotta. Insomma, l'ha violata. Non l'ha violata! Sì, come che l'ha fatta a sanguigno. Ingenuamente, stupidamente, l'ha deflorata. Ah, senti, così è più bello. Mi sa tanto di un omaggio floreale. L'ha deflorata. Qualcuno prima o poi l'avrebbe fatto. Ha tolto un incomodo al futuro marito. Bisognerebbe pure ringraziarlo. Ma siete venuto qui per insolentire? No. Sia ben chiaro. Allora io ho capito una cosa. Insomma, io che sono il Pocco devo sposare la fanciulla e fare una meravigliosa metamorfosi animalesca. Da Pocco a Boio. Ma forse non come ma fa come la Russia dell'America che ha tratto non si mette mai d'accordo. Lui si innocente serio. No, non ti preoccupare, io mantengo sempre gli impegni. Mi interessa solo una cosa però. La ragazza che devo sposare è sana. Allora Giuseppe mi spiegato pure. È che lo sia sana, mi scusa Paolo come te. Cicco, vuol dire se sta bene in salute. Ah, ho fatto questo, sì. Ah, e allora stiamo a posto. Colonna, vedete come sto combinato? Lo vedo. Come sono a zumba fusto, con figlia a pagliuttella. Io sto talmente inguaiato che se mi danno un posto in una stampa insieme ai miei colleghi polci, io riesco anche a cognire. A cognire, Colonia, a cognire. Allora è stabilito e non si torna indietro. Io tengo una faccia, una parola e manca una lingua. Sia ben chiaro che noi ci basiamo sulla dote che voi avete alla vacanza. Ma no, non l'avevo capito. È comodo. Ci siamo persi qualche scena divertente e forse è scappato un po'. Abbiamo sentito dei ragazzi che gridavano il porco, il porco! No, quello dicevano a me lo dicevano. A lei? Sì, perché lui è veterinario. Sì, è veterinario e deve visitare il porco malato. Colonnello, Sì, guardate. Secondo me, qua, Cicchignato, come si chiama? Ciccone, il combinato della squadra, ha sopravvalutato ai vostri occhi. Sia ben chiaro, io non ho nessun titolo professionale, io non so niente, io sono un... Ma sì, ecco, è perché lui esercita abusivamente, insomma, ecco, non ha mai finito gli studi, non si è mai laureato, però è un praticone, un esperto, capisce di animali meglio di chiunque altro. Te recito così. La signorina qua è la fidanzata di Don Gabriele. Ah, la Boccella! No, dico, questa è quella che io devo... Non ne permettete? Prego. Ma sapete che mi piace assai, veramente, mi piace. Grazie, lei è gentile, ma io non capisco. E di me che dite? Guardatevi bene. Pure di profilo, guardatevi di profilo, come sono? È ottimo, lo dico io, un ottimo veterinario. Anzi, se avete degli animali che hanno bisogno di cure, lui a disposizione. Grazie, io sono un pappagallo. Quello lì ve lo potete conservare. E io un balconcino piccolo. La notte mi ho messo a letto con me. Ah, no, questa è un'abitudine che dovete perdere, È come uno a letto con il cagnolino, con il dolito, poi si non può canapatto, non sapete. Certo, il veterinario però ha ragione, i cani possono avere delle malattie, sapete. Eccomi a voi, andiamo? Sì, andate che si fa tardi, anzi vi accompagno io alla macchina. Cicco, per qualunque cosa chiedi disposizioni ad Angela Rosa, lei è al corrente di tutto. Prego, allora andiamo, accomodate. Vieni, andiamo. Io non ci capisco, ma che se mi chiedo quando può determinarmi? Stiamo facendo che lo ha. Io? Ma forse la signorina è la figlia del direttore dello zoo. Non signore, perché è la fidanzata di Don Gabriele.
Ma non è la ragazza che ha deflorato? No, che è una fidanzata legittima. Ho capito, signorino ne tenevo nato illegittima allora. Poi che fa un po'. A me, siccome anche da casa, allora. però io che precisare che il caso è come una specie di prostituta. Io anche non me ne anche simulare, siccome per me questo è il paradiso terrestre. Come fatto è buono, siccome è buono. Aspettate. Siccome volevo dire una cosa, siccome io da stamattina sono digiuno, tengo il volo in la candida, allora cercate di procurarmi un pezzettino di pane, piuttosto grande però, adesso ci mettete i mulignani, i provavoli, vedete un po', il formaggio, il prosciutto, forse è meglio il prosciutto, si fa prima, però io dico una fetta sola, quello lì bello doppio, in mezzo, mi raccomando, siccome mi raccomando. Non vi preoccupate, castamechine prosciutto. Ah, bravo. Aspettate. Ah, così mi piace, io. Con fatte buone, che ci se ne va? L'ha già acchiappata? Non l'ha già acchiappata. Ma che vuoi chiappare? L'ha già acchiappata! Non l'ha già acchiappata. Scusate, meraviglio, ma chi ti ha acchiappato? E l'ambodella e l'uscio. Ah, ma quello a questo non ci stanno, le lucciole, ma non ci stanno. Ci stanno. Sentite, io non sono di campagna, ma vi posso dire che a questo le lucciole non ci stanno. Ma tu chi sei? Abbiate poco fatto. Delfino Causiello. E voi? Come una vascorta, ma nella ladrezza. Sarà una filosofa, sarà. Mi vedi chi è questo? Quest'anima di Dio non può lavorare perché è scema a causa di un'infanzia tribolata. Mo' ha capito. Chiunque la incontri la secondi e se poi l'aiuti, questa è la vera carità. Il parroco del paese, Don Bartolo Cerini. T'avevo faligia mano, mica divina. Ah sì, tu leggi la mano, divina la sorta. Sì, io leggo la mano. Bravo. E ti leggi la mano. Aspetta, ma tu dopo vuoi i soldini come fanno tutti quanti, No. No? Perché me ne faccio dei soldini? Io addrezzo un io acchiappo e l'uscio per c'è puttana, un coppo cimitero a papà. Quello non tiene mai una lampedella. Mi ha commosso. E vieni qua, vieni già, vieni già. Quanto è bravo questo ragazzo, quanto è bravo. Fra poco viene a Come faccio queste mani sporche? Vorresti sapere come? Pronto? Tu signore che hai un porco. Di sotto donno curto. Piacere. E a mano sull'ala che te. Avete ragione, perché sento caldo, perciò io tengo la mano sua. Ma non ho toccato giù sul pane. E perché? Ma non è un mio. Sì, qui, bevevo vegano, poi che pane è prosciutto. Non mi preoccupate, che sta mettendo prosciutto, poverito. Ma quando? Ma immagini se non capo hanno fatto qualcosa. Ah, no, è passata una guaglione sempre con il biglietto di palucciano in mano. Ah sì, è nonnella. Sì, è una buona guaglione, non fa male a nessuno, no. È raro che la volta capisci in antipatia a qualcuno e lo dimostra subito. O te preto. Ah sì, bravo. Ma non fa male comunque, non fa male. No, sembra una capa pazze però. Ho capito, è bravissimo. Ma noi ci stiamo perdendo troppi ghiacci però, Totò, tu e Maria Neve andate a pigliare la cane presa, che hai tanti servizi a fare. Ah, Giaccarò, Ciccone, è un compagno comunque su. Ah, ma voi siete fissati, non può facile che sono noi castammachine prosciutto. Bravo. Cavatterrammo sotto i quintali prosciutto. Va bene. Montagne prosciutto. Bravo. Totò. Un po' di mani, un po' di prosciutto. Totò, ma raccomando a te. Ma cane presa, ci capito. Ma chi è sta cadere? Ma non è proprio una cane, è la tua c'era posto. Ecco vedi, tengo questo c'è una cane presa. E che state facendo? Niente, è stato un poco bene. Ma c'è capistato qualcosa? No signore, dice suo sciuto, c'è di scarpa uomo che tacca come femmina. Ma pensavo che teneva un muro bene. No, ma dove sto fuori? Ah, finalmente! Guarda in mano. Ma non è un mica? No. D'acciaria mia! Ma ne va a mangiare via, Marella. Ma voi siete porco? Sì signore, sono porca! Aspetta un momento, fammi guardare buono. Ha visto una bestia vava, ha visto? Ma tu guarda, vedi che io ti seguo. Non trovare scusa, non ti vedo pietà di. Gli ha camminato curto a fianco a me, vieni. Questo secondo me è un paese scivolo. Noi sono cambiati, no? A casa sta una fontana, noi facciamo un po' di mano, così vi possiamo mangiare un pane e prosciutto che porta 5. Noi
aspetta un po', posso parlare? E giusto cannanza, che le muove sciogolo nelle siete? È un momento. Lo sai, volesse prima, perché va bene a Napoli con me? Adesso sapevi che mannaggia il maputo. Vuoi vero? Sarai? Già ma posso fare, se mi sono di là, già fa giallo, sì. Che Graziella, sono sposa solamente per salvare la faccia. Ma sai con marito? Dai! La prima notte mi cocco con coltellaccio sotto il cuscino. E compriamo un dopo squarto con mano capretto. Oh, bene! No, che ho fatto non è buono. E invece a me, Maita Graziella, che la mattina appresso, come si scende, ci porta un caffè con velena. Oh, che ho fatto proprio malamente. Non vuoi che roba che già ti vado a te, moglie, viene la caffucciata da provare a far me. E ci faccio la simpatia su paese, so io, no? E io me ne torno a Napoli prima e mo, a voi non è proprio cosa che è, non è proprio cosa. Ma voglio che te. E tu sei piccolina, e tu sei quello con scemo, dillo che si è pigliato certificato che mi ha fatto prevere di essere la miseria in da sacca soia. Mamma mia, come mi guardo brutta. Ramma d'essere in dignità. Un momento, aspetta, senti una cosa. Ramma d'essere in dignità. Ma guardate, ma io non ho documenti addosso. Mannaggia Marina, ma tu non lavora? Aspetta, senti, questo che si è messo in campo, io sono con figlio palucciano, cioè, fai capire, io sono un frate palucciano, io li voglio bene. Ah, tu mi vuoi bene? Sì, io ti adoro, ti amo. Vieni a casa come io, ti faccio fare un figlio. Un che? Un figlio. Oh, ma che si è messo in campo? Già, vieni, mamma, vieni. No, ma che sta adesso scemo? Sei proprio scemo. Ma perché non vuoi venire? Io ti faccio fare un figlio a mamma. A mamma? Sì, ma per senza niente, perché quella fa figlia a tutti quanti. Mamma fa figlia a tutti quanti? Sì, ma che è un mestiere suo, io per mangiare, fai capito? Ma non è come stiamo fa, mamma? Ah, mamma, una livatrice c'è! Come stiamo facendo? E poi vedi, io non sono incinto, quindi perché che me lo dici? Ah, ma allora non può venire? Damma adesso in dignità! Uè, che la mi serve, capito che mi serve? Taccitti che non date, secondo me che si faccia a fare avanti. Sentite, brigadiere! Brigadiere! Ma io sono femmina, ma chi sei scemo proprio? Damma adesso in dignità, capito? Basta, hai capito? Io sono di come ucciano. E ti piglio la schiaffa, ti pigli, hai capito? Una preda! Non sta una preda! Una preda, non sta! Mariuolo! Ma io sempre ti trovo, sempre ti trovo! C'è chiamata! Non c'è chiamata! Tu sai che Venite, sì, venite! Ecco c'è arrivata la corte da mangiare fuoco! Chi va a Fisalino? Mamma, non ha cominciato che lo mette scuro. Grazie a delle mamma, non ti mettesti scorno quando facci sto un guardo, ti metti scorno no? Aspettatello che sta attento. Ma che scamera? Shosciascio, hai voglia di shosciare? Salutavi, medicando. Salut. Salut, stanno mangiando i guai, Angelare. Hanno pulito trassi. Ah, chi? Signor colonnello non ti scappa, io sinché che la porta non lo passa. E poi stiamo aspettando, pure se mi corga da me. Io ti aiuto a mettere l'uniforme. Che cavolo, mamma. Sta povera figlia mi tenevamo. Ah, mannaggia l'uomo, Ma che si poteva dire una volta? E tempo nostro, quando si portavano in mutande loro. Ma non è per questi guaglioni mo. Senza nessun riferimento per amore di se avessi a seccare la lingua in canna, sembra che lui sa qualche giorno che sta alla presenza. E quando hanno messo il luogo in coppa a cocca, povero figlio di mamma. Figlio di mamma, volete dire qualche povero figlio entro, senza nessun riferimento per amore santo. Avesse a seccare sto fruttello. Ma che l'uomo è cacciatore, e che le passano una volta caminico, e una volta con casa in giro la street. Sapete? Proprio come fosse satellite quando gira attorno alla luna. Ma dico a fare la televisione, ci siamo imparati per lo satellite. Si capisce che un giovane pensa, ah, ma allora che è questione di razza. Che io danno più possibile arriva per prima in coppa a lui. Allora parte, boh! E meno razza.
Guardate mamma, che non succede niente. Guardate che faccia bianca che tenne sta povera figlia mia. Te ne avranno pochi me ne canto. Angela, non l'abbiamo fatto sapere, sì perché essa non va. Mamma! State zitta. E sì perché ho porca che viene a Napoli, potrebbe trovare qualche difficoltà. O di che sulla. Ma me va! Aspetta. Angela, che lei prende. Premio? Ma come premio? Premio, premio. Premio, sì signore. E per spregio si è masco, lo chiama Vicenza, come mio colonnello. E si è femmina Cristina. Mia baronessa Cristina von Garze. Preciso. E che da già ricci, perché a me, ma di Lorenzo che da già me ne da prima. Anzi, che loro non le stanno. Ma mi sa bene, volesse qualcosa. Voglio niente. Ma non... C'è mare inquinato. E mo che nasce di Roma. E per forza. E dici ma che nasce 7 mesi, ma raccomando non sa da sapere niente. Io stocca! Nico, che è troppo per tuo pasto? Non può che ti sciatica e casomai c'è una bastonata capo colonnello. Angelero, non perdimmo tempo. Ho Vicenza, dove sta? Non ci stiamo vedendo. Quello che mi raccomando a tutti i femmine, state zitta e facete parlare a noi uomini. E si capisce, Nico, io non te come marito, tu sei l'ombra a casa nostra. E per forza, se no che mi chiamava va a fare. O se no io piglio e me ne vai, perché io non posso fare un pupazzo. Io sono l'uomo, a già parlare io. Mi stava con mio chirco, nessuno andò per rusolare. Che state murmurando, Angelaro! Che state murmurando! Io tengo 4 camere accuse, Angelaro, 4 camere! Sequestro di persone, violenza carnivora, abuso di minoranza e atti di porcaria in luogo pubblico. 4 camere, Angelaro! 4 camere! È nel locale! Hai tengo una capa sola e mi fa male. Io ammucco perché voi femmine volete parlare per forza! Ma mi chiamano vaga! No, Nico, non parli, tu sei l'uomo. Salute a tutti! Finalmente l'uomo! Scusatemi tanto, sono subito da voi. E che fa, se ne va? Me ne cantò un uomo che viene dalla strada, sente il bisogno di fare un po' d'acqua. Io sono comprensorio di queste cose, hai capito? Eccomi qua. Ma dove mi vuoi tirare? Allora, state a sentere, questo matrimonio con porco non si può fare. Come? Non si può fare! Calma, è un attacco di pazzia. Allora, aspettate, facete parlare prima a me e poi parlate voi. Stanno ragionando così ragionevole, che mi date ragione pure voi, che non ha ragionato tanto. Io? Ma come ti permetti, serva sguattera? Vai subito dentro. Ma padrone, basta! Il troppo è troppo. Vai a fare il caffè. Serve, padrone, serve. Brava Condella, così si tratta di figlio. Non ti preoccupare, ti tengo la macchinetta espresso, subito faccio tanto. Colonnello, ma non c'era bisogno di questo caffè, né mamma ce l'aveva pigliata. Veramente, colonnello, si sputammo a terra e sputammo ancora ma troppo. Mamma mia, che ambientino è offinato. Io sono capitato. Devo ridare a postare la mia. Bene, Cantò, scusatemi, avete ragione. Dunque, mio figlio, cioè, parliamo sotto metafora. Vai lontano. Ma parla sotto il semaforo, ma che non sta a buono. E ci avete fatto venire qua, adesso dobbiamo andare a parlare da un'altra parte. Avete ragione. Dunque, lui ha sbagliato, sì, ma è una persona molto perbene. Ma chi è? Chi se ingobba fronte corna? Stiamo tornando da pratica e stiamo cantando. È possibile, ci spassa una volta. Via, andate via, cantate un'altra cosa. E cornicella longa. Via! Ma voi vedete che ragazzacce. Dunque, che cosa stavo dicendo? Lui ha sbagliato. Sì, io ho sbagliato. Sì, ma è Io ho sbagliato proprio a venire in campo. È pentito. È pentitissimo, è vero? Come no, sono pentito, molto pentito. E va bene, non perdiamo tempo. Noi accettiamo questa riparazione. Questa è quella che io devo sposare. No, giovane. Dunque, allora vogliamo fare queste presentazioni? Io sono... Oh, porco, sapiva. Perfino Causiello. Senti, l'ha fatto proprio una bella impressione. Che era, Nico? Zitto, come sta sentendo prima qua là. Chi
si porta un cavallo. Ah! E questo le fa male. Non si biglietto che stiamo vendendo. E io me devo aspettare a certa gente. A certa gente me l'hanno aspettato, me l'hanno aspettato. E che te la fra cresci e mo parrocchiano? Insomma, vogliamo aprire queste trattative? Nico, sedetevi, accomodatevi. E io mi assetto questo nervoso qua. E allora per rispetto a voi starò in piedi anche io. Dunque... Ma caro colonnello gentile, carnale e simpatico. Grazie, grazie. E io sono venuto qua con tutte le buone intenzioni di mettermi d'accordo a tutte le cose. Bravo, voi siete veramente un uomo di mondo. Maria Neve, porta lo champagne e i dolcini. Maria Neve, a me non vorrei male a prosciutto. Colonnello, però quando uno si trova di fronte a certe situazioni. Allora vuoi parlare tu? E parla tu, io pigliami la vaga. No, Nico, fermati, parla tu, ya. Colonnello, ma almeno ditemi una cosa. Ma almeno, Santa mangiare spesso. E dite quanto caprà accuso, ciò vuoi dire? Dopo glielo dico. Dopo glielo dico. Sapete mangiare sicuramente. Io? Colonnello, io tengo quante camere così, che voi me l'ho ricordata lei. Quante camere così? 4. Sequestro di persone, violenza carnivora, abuso di minorata o di minorenne, ma non mi ricordo buono farmacista come mai. E atti di porcaria in luogo pubblico. Complimenti. Basta champagne? Riporta tutto dentro, non è il momento. Ma che andate a fare? Aspettate voi! Oh, avete chiesto del prosciutto e qui ne abbiamo a bizzeffe! Oh! Io non volevo solo una festa mi vabbè, ma mi fa arrabbiare. E il mondo, che colpa tennis? Ha pigliato in simpatia, La colpa su. no, e poi non c'è nessuna colpa, io non ci faccio proprio niente. Che volete, sa roba pastarella, si pigliò pasticciotto, dice certe cose. Ma non voglio che colpa da te. Io so andavo in lucente. Che fate una cosa di tuo solo. Perché questa passa così di tuo solo? Colonnello, qui però che stanno non ce l'avevo da fare, Allora vuoi parlare tu? Aspetta, già parlavo Nico, aspetta. Mi date un caffè a te quando faccio una denuncia. Allora vuoi parlare tu? Non te ne vacchi. Nico, parliamoci chiaro. Parlare una volta pure a me. Parliamoci chiaro, a casa il fatto era liscio, io ci mettevo tutti quei soldi. Ma caro colonnello, ma almeno, no? Mangiava sicuramente. Ve l'ho detto, io sono Lo vedete? Tu sai mangiare buono. Come no? Quando andava a fare pipì, non sa dice. Fate una cosa, Nico, domandatemi una questione, serio. Senti, tu la sera, no? La sera, quando te vai a cuccare, a correcare, no? Che dice? È così che io mi cocco, buonanotte. È quintata. E che già io ci giù. Io mi cocco, buonanotte, vai a fare una nonna. Ma perché vuoi sapere? Cosa dice a te? Non sa che ma tu sei un nazzo. Sentite, colonia, ma parlatemi chiaro, ma nella famiglia c'è il germe della follia. Non credo, non c'è. Ma perché scusate mi interessa assai. Un Gesù, quella è la prima cosa. Aspettatevi adesso domani. Senti una cosa, mi ricordò, ma tu ti disse qualche germe di proprietà che io non saccio. Non facciamo pure pretesa. Ma fosse qualche giocattolo? Oh, dicchio. Hai capito, mi ricordò? Oh, chicchie. Oh, mazziamo chicchie, ma ti da casa. No, e non ce ne fa niente, ma amore Sant'Anna. Ma benedetta Sacci, ma perché abita a camminare con sto chicchio per casa? È la ginnastica? Me l'hai tu, mio. C'era detto il medico, è una cura. Ci capita, Nico. Ma allora chi sta da sta sempre a manerici? Che lo sai, Senti, colonia, adesso mi sono arrabbiato. Ida grazietta di dirà pure io. E adesso basta. Calma, curiosità. Nessuno devo fare niente, curiosità. Causino, mannaggiamo, mannaggia. Ehi, che tu mi dai pastorando, Calma, lo dico calma. Io non capisco voi dove volete arrivare. Io le volte sono abitato pure così per far calmare. Sì, è vero, utili due bastoni, ma guardate che io tengo una sciabola appesa sotto pure che sta posto. Hanno parlato pure i Colonnello, ciao, parricchiare. Ma che dice questo parrocchiano? Fatemi vedere un momento che... Che è sto parrocchiano?
Ah, siamo bello amica. Datemi una bastonata in fondo che me la merito. Mo' ci capite Nannella perché mi devo andare ad essere indindamento. Ah, ma allora è compagna Nannella, si conosce? Guardate, vi ho dato un biglietto a Nannella che distrattamente mi aveva rimasto in tasca. Oh, ecco chiarito l'equivoco. Meno male, vabbè. Nico, su, sedetevi e mettiamoci d'accordo. Maria Neve, lo champagne. Io dico, ti sembra un po' sutta. Hai visto bene mamma? Non è scema. Sì, ma io schifo No, non devi dire così, non devi fare così. A volte pure le emozioni si fanno studiare, fanno annabbiare le cervelli. Quale emozione? Sentite, quale emozione? Io sono vedo, mi sono sbattuto 3 bolle. Oh, commissario, mi sbattuto 3 bolle. Noi siamo gente. No, io voglio dire, sono meglio che 3 bolle. Oh, vedala! Un marannario malaurio di sta casa mia. No, non ce la fa niente, Mi porta tutto dentro, non è il momento. Ma mi stai facendo qualche schifo? Sentite, ma abbiate pazienza, voi siete gente di chiesa, e credete a queste sciocchezze. Mamma, non mi preoccupare. Andiamo con il sovrano, con nessuno. Ma piglia le scimmie. In casa nostra, all'iscivo si piglia come se fosse caffè. Ho sublimato, Nico. Ma fate il calcolo delle probabilità. Una stessa disgrazia, quante volte può capitare nella vita di un individuo? Già sta a 3. Siete garantiti e vaccinati. Che dice? Oh. Colonnello, col cuore che ci spoglia di spin, io accetto la riparazione. M40. Con la ruota? No, ha detto con la nota. Ah. Di 10. 15. Milione che ho offrito alla ragazza e che data in mano a me. Maria Neve! La champagna. Ma la champagne, ma non portatela una cava da lì. Ma che? Allora, qualcosa sordo pure che mi è andata a Nino, sto matrimonio non si può fare. Come? Scusate? Ci stanno fatti che non sapete, ma vuol dire chi? La vogliono in giro. E premia, aspetta un bebè. Incinta! Colonnello, ormai anche la rosa sbruvignata, che è Motore di esecuzione. La corte marziale. Questo ci vorrebbe per te. Sì signore, facciamo venire la coppa a lungo. Ma che cosa? I marziani non mi fanno conta a me. Ma stai zitta! Chiudi quella boccaccia! Bene Cantonia, questo non significa niente. Vuol dire che lo sposo si accolla anche il bambino, è vero? Sì. Oh. Pure si sono due, te, guarda. Ma come potete essere così cinici? Cinicio? Ma sentite la parola, a uno se ne fotte tutte cose. Ma vi avete capito pure? Il creatura che stava in nascere, e usando questo. Io figlio della signorina Gabriele. E voi come andate così, che gente estranea, uno mangia un eghista. Io non rimangono pochi per Ho sentito bene. Oh, don archeologo. Scusate, questo imbecille ha fatto imbrogliare anche me. Don Clodoveo, voi siete di nuovo qua. Abbiamo avuto un guasto per la vita. La vettura si è bloccata e non è più ripartita. Guasto molto opportuno, altrimenti non avremmo mai saputo di questa lieta novella. No, signori, guardate, io stavo facendo uno scherzo signorino, o colonnello Severicenne, no? No, si pare che non ne avete. Angela Rosa! Oggi capito, ma vado a fare lì. Spero che quanto prima vorrai spiegarci. Ma io non sapevo niente. Oh, ma che candore! Il fanciullo va a letto con le ragazze e non se ne accorge! Calma, signorina, calma! Con queste parole grosse, con questi parole! Letto! Quale letto? Mia nipote non è andata a letto con nessuno! Il fatto è stato nel pagliare! Non sapevo che la ragazza fosse incinta. Non sapevo neppure che il colonnello De Biasi si era messo a fare il senzale di matrimonio. E mo l'ha saputo! Ma aspettate un momento, c'è giusto tutto. Vieni zio, accompagnami alla cortina! No, aspetta. No, tu resta, non c'è bisogno! Il figlio passi, tanto ce l'aborto, ma non ti perdonerò mai il ridicolo e la volgarità con la quale mi hai sporcata! Addio! Bravo papà, veramente bravo. Don Nico, tornate a casa con la vostra famiglia. Domani verrò da voi personalmente per parlarvi di questo affare.
Tengo la vostra parola come se fosse scritto in carta da bolla, in carta legale. Maria Antonia, togliamo, leghiamo il disturbo. Buona giornata a tutti quanti. Guarda, imperdonabile, sono disgustato. Ma io volevo... Sentite Colonia, io penso che adesso voi non avete più bisogno di me. Lasciatemi il vostro biglietto. Ci sono ancora speranze. Vabbè, non vi preoccupate. Allora, se per i bambini non vi preoccupate, io me ne accolgo 2, 3, 4 e poi per quanto riguarda la ragazza, se si conviene bene, se non fa niente. Ho sentito dire che la madre è vero. Io, se ha bisogno di una riparazione, io sono qua. Ai vostri comandi. Preghiere, Le preghiere. montagne che Soltanto necessario, poi adesso non mi hanno pigliato. Sì, i bauli della regina Elisabetta. Allora non mi dici di restare perché non accetto. Io? Chiedete di restare? Vai, vai, è meglio che sparisci per sempre dalla mia casa, eh? Tanto, io sono come a luce a luce. A compare e scompare nessuno se ne addonna. E non buttarla sul patetico ora. Io te l'avevo detto. Perché in fondo sono un generoso. Se vuoi restare in questa casa, restaci. Ma ricordati che non sei nessuno. No, Angela Rosa Schiavone, no! Angela Rosa nessuno. Questo sei! Eh sì signore, non sono nessuno. Papaveri sono la già acchiappata. L'ho già acchiappata. Oh, baronessa Cristina Foncausa. Uè, ma che stai dicendo? Io ti taglio la lingua, hai capito? Ti taglio la lingua. Ma perché? La mamma era figlio vostro, non è baronessa. Voi lo decide sempre. E allora? E che la mamma fabbrica i figli, è livatrice. O figlio vostro facette Angela Rosa Schiavone per donna baronessa. Io saccio, nella si ricorda. L'ha già chiamata? L'ha già chiamata. Nella trezzo munna perché è storta assai. Lo sai che i papaveri sono affriati. Che dovrei fare? Lo vogliamo dire a tutti quanti? Gente, la baronessa Cristina Foncausa era sterile, figli non ne poteva avere. Il baroncino mio figlio è figlio della cameriera, è figlio di Angela Rosa. Ti pare che posso dire questo dopo tanti anni? Non signore, i patti sono patti. Io per restare qua, ho accettato di fare cameriere lo figlio mio. Sì, ma giurassi che non ti saresti mai tradita, che il sangue lo facevi diventare acqua. Signore, ma quando certi volte l'acqua sta sullo fuoco, resiste, mormoreggia nella caurara, sbollisce. E quando non ce la fa più, hai solo moglie e caccia scuma fuori. Che è come se l'acqua dicesse, tu hai ragione, ti mangiamo a caruto, ma io se caddo in ma cosa. E fammi pigliare una volta pure a me. E in fondo sono là, su quello che te leva la seta, te lava la faccia, te spilo il gabinetto. Sta pure rindo all'acqua sandire quando stai in una mano per te fare croce. E va bene. Ma questa volta la cavorara, come dici tu, ci si è rovesciata addosso. E i maccheroni non li mangia nessuno. Aia bastarda. Yolanda l'ha suggerito. Se tenevi la bocca chiusa, la ragazza poteva abortire. S'aborteva! E non mi fare la predica ora. All'inferno ci vado io, tu non c'entri. Ma come? Per tutta la vita ho tenuto un figlio che non è figlio, come se me l'avesse venuto. Ma mi viene un nipote e manca domani. Io non c'entro. Nipote. Mio figlio non è impotente, farà altri nipoti. Altri nipoti? Ma grandissimo figlio. Non essere sboccata! Oh, no, padrone, c'è pazienza. E ogni tanto un po' che sboccatezza ce l'ho. E se no schiatto in cuore. Ma io non ti posso sentire quando parli come un carrettiere. E ma lo dico in italiano. Grandissimo figlio di una sorella che mi ha inguaiato tutta l'Italia. Ma perché i bambini sono tutti uguali? Non piglia a chi, non piglia a chi. Non lo facciamo, faccia Natale. Come fossero mutamobile, burzetta, farzuletta. Oh, mannaggia. E defunte, chi te defunte?
avanti, la tenere può essere bella, brutta, avida, curta, può essere un qualunque, come può essere un Napoleone, un pataterno che ne saccia. Non esiste la sostituzione. E mi facciamo aprire così, come se non fosse niente. E vabbè, non è chi sta sarranato. Oh, mannaggia, quello che non si può dire, non si può fare. Questo sono proprio pensieri romani. Angela Rosa! Di uomo di cacca, parlo! Ah, ma me l'ha gerita! Angela Rosa, tu te ne approfitti che io non so parlare. Poveretta, che stavo parlando così. Io non so parlare, sono un soldato, non so dire quello che vorrei. Ma una cosa è certa, che la situazione è diventata assurda. È cagnato sto disco! Lo sapete come facendo? Tutti chi come facendo? Facete schifo! Che sta facendo? Ma lo vedi che non ti sai più contenere, che ti tradisce ad ogni passo. Sì, Pedro, avete ragione. Non posso stare più qua, me ne vado. Ma dove vai? Dove vai, mula, bestiaccia, capra, dove vai? Vai dentro, vai. E prepara la cena per il signorino. Te ne caccio un'altra volta. Come guarda, Vincenzi? Scusate, colonnello. La papera al papero chiese papà, papare papaveri come si fa? Non puoi tu pappare i papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata. Che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri... Buongiorno, signorina. Buongiorno, buongiorno. Uguale canta mattina, eh? Sì signore, uguale canta mattina. Prima faccio tagliare ma tutti i cavoli vicinati. Mangiate. No, grazie, non voglio niente. Ah come? Latte, marmellato, e biscotti che c'è fatti. Facete colazione. Ho un poco stomacato. Facciamo tutto solitari con queste carte. Perché 1, 2, 3, 4, 5. Ma che fa? Sto contando emozioni di tascina lì. Ma siete fatti già 9 sigarette. Sei pensiero, Angela Rosa, sei pensiero. Lo saggio. La notte non fanno dormire, io i giorni non fanno mangiare. La più meglio cura di una grande. Io con Nicola mi ero impegnato. Pensate a Graziella, ma tenendo canzone così. Ci penso, sì, ci penso. Ma poi non devo sentire parlare. Nicola poi è nata a Capatosta. Ho venuto con il colonnello in persona a cercare la mano mia nipote e meglio che avevo scordata via che sta casa. E per la officina faccio muta. Ah sì, sparava che la quaglia era sola. Comunque ogni tanto si passa. Si porta qualche bavaglino, qualche scuffiello, proprio per creatura che dannasse. Ma passa e fuori, che se io stavo colonnello, sono traditore della patria. No, io ci vado. A tu Graziella, signorina mi stava a frega. Ma perché tanta ostinazione? In fondo è una brava ragazza, e ha anche studiato. Signorina, facetelo per Gesù Cristo, che se io stavo colonnello sono lampetrona. Ma papà non ci sta, ha dormito a Napoli. E che ha fatto il Giappone? Che le va bene? Ma va a te che te ne porto. E che quando viene mi domanda a me, dove sta mio figlio? Io invece... E tu inventati una bugia, che sei la maestra delle bugie. E mi ha dato tanto di invitatori. Già, ma sempre proprio come a voi quando ci stava pronto cocca paliata. Ma ce l'hanno messo nella capo, papà è tosto, ma io sono più tosto stesso. E chi stiu, Che uno è tuo sta qua, nato è tuo sta là, e il povera femmina tozza, sempre un bacio tosto. Ma ce l'hanno, io voglio vedere a Graziella, la voglio vedere. Buongiorno. Ecco fa, andiamo da Turchina l'ha fatta a cumbare, che sta pazzaria. Nenne, ha avuto a capo cavallo, va a tenere per 2 minuti. E dove? Ma mezzi Nicolo me ne hanno cacciato la casa. Ma visti un atto di delinquenza. Leste, ma ti accompagnato zita Francesca. Ci sono chiuso. Non mi va. Ah, tu sei duretta nera. Non mi va, non mi va. Questa panzella non mi va di sciù. Non mi può succedere la guerra mondiale. Si è mossa. Oh creatura. Ma me ne va a Napoli. Poi fitta la camera di alberghi. E quando finisce non si pochi soldi. Ma Ma perché io sono morto. Signorina, ma che state pensando? Stanno un umore a vostro. Ma generale, non sono più un ragazzo, sono un uomo. Con papà me la vedo io, ci parlo io. Grazie, Rasa. E come si muove? E come si muove? È felice, bambina, è felice. No, io me ne vado. Quando io vieni non mi ci voglio trovare. Ma per in chiesa a piazza a mano poco.
lo vado a terra non sa, e quando stai venendo a chiesa è come se pregasse, io parlo in faccia, non parlo a rete. La birozza, la mia roba fuori. Eccomi qua. Tutto a posto? A postissimo. Ho fatto il giro lungo per non passare davanti alla casa di zio Nicola e sorella. Avete fatto buone, è meglio che uno non si incontra. Non è per loro, ma quella ragazza che ostenta una pancia così mi dà fastidio. E certo, sarebbe meglio che non avreste mai. Non la vedrò. E ci vuole l'intervento di Santa Lucia. Invece svegliato, sono stato a Napoli apposta per tu. Ho una grande sorpresa da farti. Veramente? Eppure lui c'ha una grande sorpresa per voi. Ah sì? Che ragazzaccio, e di che si tratta? Lo dicisse perché sennò si perde la sorpresa. Che c'è? Sei turbato da vedere? Io? No, perché mi ha visto turbato? Una buona farfallina mi è venuta incontro per la via e mi ha detto che hai una sorpresa per me. Non ti vergognare, anch'io sono un soldato, ma certe carinerie, certe affettuosità mi fanno piacere. Di che si tratta? Un regalo o qualche altra cosa? Un regalone mai visto. Papà, io non sono più un ragazzo. Non mi succede di mazzato. Io sono un uomo. Certo. E un uomo deve avere il coraggio delle proprie idee. Papà, io... Ma se stanno veramente guaglione, Insomma, perché tanti preamboli e tanti imbarazzi? Papà, out. Sì. Papà, Angela Rosa ti deve dire una cosa. Si tratta di Angela Rosa e allora può aspettare. Nel mio biroccio c'è una persona che non può aspettare più. Chiudete gli occhi e preparatevi ad una grande sorpresa. Chiudete gli occhi. Aprite gli occhi e voilà! Ecco la sorpresa! Porcino, ma non sei contenta di vedermi? Ma come? Non è contento? È contentissimo. Quello non mangiava più, non dormiva più, è vero? la mano in coppa mangiare. Così mi sono deciso di andare fino a Napoli e riportarla qua. Yolanda ti perdona tutto. Su, fate la pace e andiamo dentro a bere qualcosa. No, padrone, aspettate un momento. Perché? Mamma ci è venuta là, sta tutto fuso in terra. Vabbè, si sarà asciugato. No, e poi mi fate le vesti dei piedi per terra, un pavimento tutto appestato. E poi, papà, c'è un'altra cosa. E dimmela per Bacco. Papà, dentro Angela Rosa, diccelo tu. Ma perché non lo faccio la forza in faccia? Padrone, guardate. E allora? Sentite. Ma chi c'è? Maria Neve, no, Maria Neve che sta facendo i servizi. Ma che voce strana che c'è stamattina. No, quando mi hai preparato voi? Angelo! Aspetta, Maria Neve, aspetta un momento. Buongiorno, padrone. Tu stai qua? Mi credevo che stai qua. Ti tratti dove la finestra? Ma insomma, chi c'è in casa mia? Lo voglio sapere. Allora volete sapere? Sì. E chiudete gli occhi che muovete una grande sorpresa pure voi. Chiudete. Arabita e là! Aia bastarda! Dov'è quell'imbecille di mio figlio? Sono stati! Ma che è successo? Angela Rosa, sempre Angela Rosa, mi ha fatto un'altra delle sue! Chiamo i Padusi! Ma che sta? Immazzato, colonnello Gabriele! E quando mo dice? Gabriele, ma ti sei fatto male? Io? No, niente, perché come aveva fatto? Vieni con me, Yolanda. Yolanda, vieni con me. Dove? Se n'è andato? Se n'è andato? Bene ha fatto. Mi tremano ancora le mani, mi tremano. Padrone, ma vi siete fatti male? No, io no. Sì, mica si permette di reagire. E poi figuriamoci, non mi hanno fatto niente le palle dei cannoni. Meno male, non ci hai fatto niente di asciutto, meno male. Ma perché ti metti in mezzo, A certi momenti uno schiaffo ci vuole, a parte che oggi ci voleva addirittura un colpo di pistola. Vieni, Maria Neve, sangue lo sangue. No, ma c'è finito l'acqua cotta, che lavori stare. Padrone, mi porta la farinai. Padrone, non pensavo proprio niente, ma mi metto il caffè a fare solitario gusto in casa. Maria Neve, hai capito tutte cose tu va? L'ho pigliato con l'Angela Rosa, queste sono cose mie.
Ho butto di rota in ghicci. Ma che trasi devo con... Il corpo mette qua, a se corpo mette qua, per andare qua. Baterlo. Baterlo. Capita che sì? Ma che gabinetto? Waterloo. Napoleone sconfitto dalla battaglia di Waterloo. Sono finito a pezzi. La mia dignità nel fango. Stai zitta, non parlare. Se fossi ancora nell'esercito, mi dovrebbero togliere spalline, gradi, medaglie, tutto. Ma voi tenete qualche medaglia? Ma no, che c'entra, si fa per dire. È il rito di quando si degrada un ufficiale per indegnità. E avanti adesso, parla. Avanti, parla, non fare la muta di portici, parla. Pedro, oramai quello che è successo è successo. Ma vogliono stare in da casa. E mi aspettare sempre che nasce Vicenzina. Vincenzino? Vincenzino! Angela Ro, Pasquale, Felice, Nicola, tutto, ma non il mio nome. E come disse Alessandro Manzoni, questo matrimonio non sa da fare. E dicete a signora che se facessero pochi cazzi. L'hai fatto soli, per non dire un'altra cosa. Adesso sistemo io tutto. No, date, appilate le orecchie perché sto foracchi e smangiai a scammando. Angela, io me ne voglio. Tu te ne vuoi? Però mi mette paura la città. Chi metterà sul popolo a me? Io mi mette paura. E ma perché che sta facendo? E che ne facci? Chi l'ha pigliato da lei? Ah, non ti preoccupare, sta telefonando Alessandro Manzoni. Non lo so, dice certi cose. Ecco fatto. Ho telefonato a Delfino Caroselli, gli ho detto di venire subito. Caroselli? Nata volta? Sì, perché questo è il matrimonio che sa da fare. Questo! No, non è che c'è da brindare sta panza amica, c'è da Oh, la pancia! La trapasserei con una sciabolata quella pancia! Aspetta, non l'hanno avanzatoia, aspetta! Siete contenti? Ma si è pigliato, guarda la Vicenzina. Angela Ro, Arcibalda, Struppoli, Ribori, Vercingetorice! Ma non è che non mi sfrangia, si fa pigliato. Sì, non è arrivata la viveretta e già fanno storie. Tu fai come me, non rispondere in mezzo. Sono sordo, muto e cieco. E non rispondete niente. E la viveretta della chiacchiera sofa. Io questa è la mattina che non la finisci. Che No. fanno i picchi? Ragiona un po', rifletti. Non posso riflettere, sono stupida! Però so riconosce. Sono esagerata! Sai cosa ci vorrebbe una per me? A sei bastoni. Come? No, lo solitario che stavo facendo ci voleva a sei bastoni. Ma ti rendi conto? Io vengo qua e cosa trovo? La pastorella incinta in casa tua! Ti prego di non ritenere anche me responsabile di questa situazione. È un tradimento. Papà, sentite, Io non mi rivolgere la parola. Non mi rivolgere, queste sono cose da prendere la sciabola dal muro e dare una sciabolata nella pancia. Esce sempre quando te ne dà panza. Hai visto, Hai visto che cosa hai combinato? ma che dovevo fare, La famiglia ha messo una ragazza in mezzo a una strada. Non era forse il mio dovere prenderla qua in casa mia? Oh, il nobile gesto! Gabriele, quelli l'hanno fatta apposta, come fai a non capirlo? Questi sono contadini, sembrano tante teste di rapa, ma sono furbi! Gabriele, quelli ti hanno incastrato bene bene! L'hanno castrato? Incastrato, Angela Ro, incastrato! Lo sapevano che te la portavi a casa? Una verginella incinta non può rimanere in mezzo alla strada! Senti, ho fatto quello che ho ritenuto giusto fare, va bene? Non ho pensato alla tua gelosia. Gelosa? Io gelosa della pastorella? Ma figuriamoci, al rispetto dovevi pensare, al rispetto per questa pazza scema che sono io! Vabbè, Giorà, dimmi è stupido, ma è pazza scema. E adesso succede che quella mi fa un bamboccio in casa. Lo chiedo a voi, che siete così dritti e ve ne state seduti lì come un minchione! Io? Dico un uomo della vostra intelligenza! Ah, va bene! Ora col cavolo la risolvi la faccenda. Ottuso, cretino, deficiente testa di mulo! Ma che vuoi, Dani? Ma che Gabriele! E Fanzari se ne ha spoccatezza. Ricordati che stai parlando a una signorina e che sei il figlio della baronessa Cristina Concausa. Sì, papà, sì. Ma che diavolo vuoi da me, Non la potevo lasciare in mezzo a una strada. Voi mettitelo bene in testa. Il padre del bambino sono io. E non gridare come un carrettiere. Ma da chi ha preso, Porca naia. Ma lasciate pure che gridi, tanto lo sa già tutto il mondo! Sì,
sì, ma pare che è arrivata anche la Casa Bianca e al Cremlino. È arrivata. Ma si deve capire buono, ma chi è sta bianca e sta cattiva? Madre, è il signorino che si salva con le sue solite battute. Gabriele, quelli la figlia non la picciavano nemmeno con i fucili piantati via. È stata una finta. Perché l'hanno fatto proprio oggi? Perché sapevano che il colonnello non c'era. Io là, per sta gente, una figlia con la pancia è come se avesse il diavolo in corpo, hai capito? E perciò l'hanno data a te. Oh, l'esorcista. Esorcista? O signorino vai a chiappare i suli? Se per questa chiamma pure le mosche. Io adesso i cafoni sapete cosa stanno dicendo? Evviva lo scemo! Si è portato in casa il cavallo di Troia col segreto nella pancia! Ma quale Troia? Angela Rosa, sì, basta mo! Che non mi esagera! Che le pure figa a Dio! Io là, a questo punto per me è una di gomme, vabbè? La prossima rivesi ce la facciamo più tardi. Va a fare a quel paese, cazzo! E sappi che io non ti amo! Io ti schifo! Gabriele! E Fanzorano un buffettone! Ma perché sei venuta? Perché sei tornata? Perché mi sono lasciata convincere dal colonnello. E sai perché? Lo volete sapere? Perché sono incinta. Aspetta un bambino pure io. Eureka! Ora siamo a posto! Figlia mamma, aspetta, non può scusate aspettare. Ah, sì? E allora non me ne va più. O faccio prima te, idem che la precedenza. O faccio prima te, a così tieni più tempo, potevo guardare innanzi e schiatta in colpo. Fuori! Fuori dalla mia casa! Me ne vacca. Però mi va a manare in dociume. E lascia la lettera scritta a tutto quanto, che state col figlio vostro! No! Per carità. La famiglia della baronessa in coppa il giornale, no. Rientrate. Ma colonnello! O faccio prima te! O faccio prima te! E come si muove Angela? Senti! Povero come si muove! Ma che fa? Si muove sempre! Perché non è responsabilità! No, tu! Ma chi ci ha acchiappato? Non sapevo niente. Daria bastarda! Chi stava facendo? Figli, torna, non sapevo mai niente! Ho bisogno di una camomilla, assolutamente. Angela Rosa? No! Non venire tu! Maria Neve! Niente, su cosa mia. Ma tu piangi? Ah, padrone, mannaggia che non si può dire. E che cos'è che non si può dire? Parla! Padrone, io sono incinta, aspetta un bambino! Oh Madonna! È stato mio figlio! No! Questo c'è! Meno male! È stato nonno Madonna! Ma se tu non lo vuoi! Padrone, quello tanto si è messo nelle orecchie, che in un momento di ebbrezza pornografica io cessi! Che dice? Ti abboccai! Ah, ci desti, ho capito! E vabbè, non è una tragedia, vuol dire che lui ti sposerà. Ecco, ma facile tu! 4 e 4 fanno 8 e 8 e 8 fanno 16! Padrone, una volta che ho ottenuto la concessione non mi vuole sposare più! Ha fatto facere gli scampi per i tacchi e che rialzi, ho sapito come va a cantare! Gli altissimi negri! Hai te che ammonisci non me lo chiudo, penso che tengo un piccio in cuore! Ma voi vedete un poco che succede in questa tenuta? Ma ci fosse qualche virus! Vai, che con Totò ci parlo io. Veramente? Sì. Allora io mi assento poco. Padrone, però dicete in giro. Che tengo 24 non solo per coppa e 24 per sotto. Poi tengo 24 asciugamani giornaliere e 24 buoni che le canzate sono mai. 24 toaglie, straccetto, ramma, alluminio, insomma tengo 3 case cose. Maria Neve, io non sono un sensale di matrimonio. Vabbè, padrone, avete ragione. Padrone, allora sto in mano vostra. Vai. Grazie. Se la pazzi. Ho trovato con chi me la devo prendere. Ho trovato con chi devo sfogare un po' di nervi. Totonno! Siamo i Vadussi! Scusate, ma sto scaso! Guardami negli occhi. Maria Neve mi ha detto tutto. Il signor padrone mi ha violentato.
Vada, non fare l'insolente con me che sono calci. Perché non vuoi sposare quella povera ragazza? Colonnello mi ha messo sempre in croce. E tu sei curta, e tu sei curta. Permettete che voglio pure la soddisfazione amica. E per l'orgoglio. Ma quale orgoglio? Questa è un'azione indegna. Ma pure signorina Gabriele. Che c'entra Gabriele? Gabriele è stato vittima di un raggio. Parliamo di te. Colonnello, e femmine si crede essere tutte venere del Milo. Non capiscono che cosa fanno vecchie. O Milo si infrascica. E tua donna se ne va, e tua donna... Poi dicono che io sono manesco. Colonnello, voi siete manesco e piedesco. Vieni qua, non ti faccio niente. Vicino. Tu vuoi bene a vedere? Fate che si solo andoppono con un ritmo, ma che fa 20 anni di carcere. E allora vai subito a dirglielo, corri. E non venirmi più davanti con queste scarpe ridicole, che sono calci veramente. Vai, cammina. 1, 2, 1, 2, cammina. Cammina, vai. Piccolina, si va a pazzare una guerra e su da tella voglio pazzare pure io. Povera Dedella, è cattivo tempo, Nenni, è cattivo tempo. Mo mi leggio la mano. No, lo so che poi fai venire a piovere. Va tutto storto, Nenni, va tutto storto. Ma nell'addrezza, sì, nell'addrezza. E non venirmi dietro, lasciami stare, su. La guerra, si Nicola, un fucile, e sul dadiello. Ah, ho capito. Zio Nicola è uscito con il fucile in spalla, ma anche io so il fatto mio, non ti preoccupare. Lasciati pensare, va. Ma che state facendo? Ma non venirmi dietro, sto pensando, vedi? Ma che state pensando? Vado a come risolvere i problemi. Proprio così. Oltretutto è un'epidemia. Maria Neve è incinta di Totonno. Oh, e cavi maravia succursale l'annunziata. Devo aprire un orfanotrofio. Dai, lasciami stare, non venirmi dietro. Padrone, quando pigli stinzini non ci sta niente a fare, si ne ha portato a spendere, non va ruotato. E vabbè, mannaggia a me, mannaggia. Soldato, sei pronto? Andiamo, che il nemico ci aspetta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vieni, soldato. È messo? E io ho fatto più beste che potevo. Il colonnello mi ha telefonato e ha detto: "N'hai abbassato sporca e maledetta. Questo matrimonio s'ha da fare." Ma così da mica Alessandro Manzoni? No, qualche volta me la faccio con Ludovico Iosto. Ho portato i fiori, il colonnello ha ragione, io l'altra volta sbagliai. Ma presentai come una mazza a letto. E fatto un mercato, un po' di forma ci vuole. E poi dico fare un po' il cicispeio, il galletto, no? Come? Ma mi sentite? Ah sì, come? State dicendo che facete il galletto? Faccio i biscotti di Castellamare. Dico il galletto, il dameini, insomma faccio un po' lo scemo, no? Ma mo già da cominciare. Che c'è? E facevo lo scemo davanti a voi. Peccato quando è nazione. Sentite, mi volete annunciare? Per favore, chiamate il colonnello, la ragazza, vediamo un po' che ci devo parlare. Sentite l'annunciazione, ma non la cazzo fa. Facciamo come stopi. Aspettate là e aspettate un poco, quando viene il colonnello parlare qui. E va bene, allora aspetto. Però sì, ma non ci fate caso, sapete che cos'è? È morto un mio zio e aiuta a fare annunziate chiave per fare compagnia a cadavere. E ci sa volevano un bicchiere d'acqua. Lo sentivo, non si aspettare vicino a Serrello. Mi sono venuto perché ci viste passare chi. Ma che papà la chiamata, no? Sì. Ha girato. Dicendo che se permettesse a questa a Graziella, capito? E mai che ci posso fare? Non sapevo vedere a Graziella, ci vende una cosa. Ma io non posso fare niente, in un conto non sono nessuno. Gelato. Sandai a casa, non ci perdo rispetto per papà. Ma che state dicendo? Non sia mai. E allora mi ha tirato colpe di pistola. Ma io che posso fare? Ma Gelato, dicendo che se permettesse a questa a Graziella. Non si. Poi con papà ci parlo io, capito? Sì. Ma Gelato non sono più un ragazzo, sono un uomo. E me ne so accorto. Toglietemi una curiosità. Ma il giovanotto è il padre di mio figlio. Sì, dico quelle che ha fatto linguaggio con la ragazza che devo sposare. Voi siete pazzi.
Voi a quello ve la trascurda proprio. No, vabbè, e chi è la ragazza che ti vuole sposare? E ma che ne sacci? Guardate, guardate, io sto qua stamattina con un mazzo in mano e non mi sa Chi ve l'ha detto che non si sa? A vogliono non è Graziella, è nato. Ma poi a voi che ve ne importa? Mi piaceva Graziella, eh? A me manco paga, ma a me usa le mie sape, ma mi fa la stessa cosa. Passerotto! Passerottino! Ma dove sta? È preso un momento nella caiola. Era quella là, eh? Chiamatemi il colonnello. Non ci sta. Questo matrimonio da lui tanto desiderato non si combina. Io non mi sposo! Non mi sposo! Ma non sbattite di questa maniera. Aspettate che voi siete incinta. Ma lui è questo? Scusate, io non mi avevo visto. Il veterinario, vero? Ma che veterinario? Io sono uno scapolo disponibile per le riparazioni necessarie. Permettete che mi presenti. Delfino Causiello, con professione promesso sposo. Personaggio di Alessandro Manzoni. La dritta che vuoi fare questo signore. Ci si spiega, insomma, il galletto. Io sono sano come un pesce e questa bella aria di campagna, vedete, le mucche che ruminano nei prati, le pecorelle che mangiano l'erba nei campi e poi gli uccelli fra le fronde degli alberi sono così belli che mi mettono proprio in sentimento, io sono molto sentimentale. Ah sì? Sì. Invece a me questa puzza dà noia. Che puzza, io non sento niente, e poi io non uso puzze, cioè voglio dire, non uso profumi. Saranno i fiori che tenete in mano. E la via era coppa morta. Ma no. Io intendevo questa puzza di stalle, vacche, pecore, mucche. Tutti animali cornuti. Già, siamo tutti cornuti, cioè voglio dire, sono tutti cornuti. Volete una sigaretta? No, io sono un virtuoso, non fumo, non bevo e non mangio. No, dico non mangio molto perché non sono un capolone. Ah, no, è solamente un boio. Scusate un momento. Come sto dietro? Una meraviglia. Che decidi, mi volta la palla con te? Ma tu sei bella e buona. E che le avrà una buzzetta a fare? Avete ragione. Devo prima di chiavazione. Bravo. Signorina! Fin dal primo giorno che vi ho visto mi sono innamorato di voi. E non pensate che questo matrimonio sia un matrimonio di interesse. Ma di quale matrimonio state parlando? Volesse sapere voi. Ma che ne sacci? Sono interviste qua. Ma che pazzo fa? Ma lo sposiamo, se ne parla. Senti, mi avete pigliato lo zar. Questa poi è una signorina per bene che bene a Napoli si sposava pure. È la pastorella che dovete sposare, è Graziella. Allora avete capito buono. Io devo sposare lui. Certo, sì. Ma che sta combinando sto agliolino, non capisco niente. Ma allora perché sta signora si piglia tanto la confidenza? Sentite, per favore, io non sono fatto il vostro zimbella, hai capito? Ma mi arrabbio, mo. Abbiate pazienza. Non luccate, avendo fine in Napoli di schiaffare a voi e a Alessandro Manzoni. Io non capisco, chi? Ditemi una cosa, voi a chi volete scusare? Allora facciamo una cosa, stiamo due che facciamo una cosa. Gabriele, tu ti devi dichiarare, vuoi me o vuoi lei? A te, ma quante volte te lo devo dire? Poi, allora stiamo a posto. E voi volete, stiamo a posto. Ah! Signorina, come Romeo parlava a Giulietta da balcone, così io parlo a voi. Fin dal primo giorno che vi ho visto. Non lo voglio! Non lo voglio! Visto, l'avevo detto. Ma io che ce posso fare? Quando chi si va a sposare a forza? Me la da capo, che io un colonnello me la andate a chiamare. Ma io la vedo. La ragazza non è Graziella, è nata. E chi? E chi è? È Maria Neve, vabbè, è Maria Neve, perché Maria Neve è rimasta incinta da donna lo furto. E sta da sposare. E quando lo dicevi? E quando chi non mi ha fatto parlare? Mamma mia, me la capo, ma mi metto a chiagna. Eccola Maria Neve. Angela Ro, è stato tutto a posto, mi sposo. Allora c'è un altro uomo. E già se no come facevo bambina. Signorina! Ma che volete?
io gli sapevo chi mi già sposato. La signora ma stai a questo, siete una fintana privata. Ah, ma siete pure lo spiritoso, si quattro cafuni, Zambicca e Montanà, mi vendono in giro, mi vendono. Il colonnello, dove sta il colonnello? Avanti, devo parlare con lui. Io mi viene a chiamare e qui sto già parlando. Sei vinto un bar, dove sta? L'accompagni. Bene, l'accompagni. No, guardate, state calmi, no, dovete stare calmi. Guardate che a picchiare una persona con gli occhiali è un reato perseguibile dalla legge. Attenzione perché fate piano, Dove stai? Accompagnate. Accompagni! Accompagnate! Toto non novato! Chiamo su una capa da mosca! Ma va bene! Ma che testatura quella Nenni, che testardata, mi ha fatto fare tardi. È venuto quel Delfino Carusieri? No, padrone, è venuto nessuno. Ma come? Quello non stava qua, se n'è andato proprio ora. Come se n'è andato? Doveva aspettare me. Papà, c'è stato un equivoco. Angela Rosa ha fatto un casino mai visto e quello se n'è andato. È inutile. Vanno a scuola, si imparano a leggere, a scrivere e a dipendere malamente. Comunque sta cercando voi per il paese. Vabbè, allora sentite, prima che torni, parliamo un po' con noi tre, padre, figliuolo e Spirito Santo. Se permettete, tengo un'idea. È intervenuto pure a Maronna Assunta. Dunque, il problema serio. È quello dei due bambini. Certo, è quello dei due bambini. Se permettete, tengo un'idea. E i creatori non sanno a sparto. Hanno stato tutti e due in la stessa casa rubata. E se no che facciamo? Uno ricco è nato povero, uno signore è nato contadino. Perciò, signorina, a chiunque vi sposate, che ella sa da pigliare pure figlia che l'ha. E se la fa crescere con mano figlia, come comanda Dio. E mamma c'ora. Angela Rosa, ma voi avete avuto figli? Io. No, quali figli? Angela Rosa non ha mai avuto figli. E perciò parlate così? Non avete il senso della maternità. Che sono campagnole, che sono figli, ci fanno tutte cose. Latte, sudore, lacrime, sangue. Ma ce l'ho, ma tu che ne puoi capire? Avete ragione, signorina, però io conosco... Vabbè, ma non parliamo dei problemi degli altri. Poi ci voleva una sola per decidere. La baronessa Cristina von Kauser. Te la ricordi bene, Angela Rosa? E vedi di non scordartela. E non mi scordo, ma ricordo buono. Che le teneva a tanta cameriera. Perciò, sia a mamma che sta vicino ai figli suoi, voi vadrete con me cameriere in da casano posta e a così avere crescere. Ma vedete che va pensando in questa testa matta. È un po' romanzesca, ma forse non è un'idea tanto assurda. Chissà quanti di questi casi ci saranno. Avete voglia, signorina, io conosco Tiano, padrone, Tiano che va a fugare. Ma io non capisco. E una mamma sa davvero crescere un figlio innanzi all'occhio senza mai poter dire io sono cavalmatore. Papà, permettete una sboccatissima. Ma se non ho un figlio ben a sapere, non faccio. Oh Madonna. Che la mamma, hai una broccola che sta cosa, io fatta però i pari. Dice, una grandissima cornuta, ma tu sai quello che hai già fatto per te. Dopo che gli ha negato l'amore dell'affetto materno. Ma signorina mia, certi volte non si sa perché una mamma accetta una situazione che o può fare che il figlio sta in da casa con pato vero, avere l'eredità. E terra baronessa. E perché certamente voi state uguali, tu non dite, no? Graziello poco re, la contadina. A cosa porto figlio? A sapere mezza terra. A stracciare la vita come non succede a re. Senza ir a scuola. No, signorina, no. Io non ci credo. Credete a me. Graziella c'è. Ma sì, quelle a volte si rivendono anche agli americani. Solo che c'è un fatto che non mi va. Io dovrei tenermi in casa l'amante di mio marito, che gli metto lo spassetto vicino. No. Ma non c'è altra soluzione. Io come mi regolo con la famiglia della ragazza? Io temo una reazione di zio Nicola. Francamente, mi sono messo la pistola in tasca. Maronna mia! Ma che volete fare con questa pistola? Ma che si mascito pazzo? Guarda per qua. No, non è toccato, voi mi facete male. Ma c'erano, toglimi le No, mani. lasciate che le posso sparare, partono con Ora stai esagerando. C'è il colonnello che... E basta, fatti una vierinda, vado alla bottega, vai a scopare, vai a fare qualcosa e facci parlare. Gabriele, un poco di maniera. Signori, non mi arraggiate, ma la grinda non parli più, non mi arraggiate. Certi in modo facesse una faccia macchina mai vista. Ma che donna impossibile! Sì, ma ricordate sempre tutti e due che quella donna si è cresciuto Gabriele,
che ha fatto giornate e nottate per crescerti, senza mai provare stanchezza. Quindi dovete avere molta pazienza con lei. Sì, papà. Gabriele, io voglio che questo tu lo ricordi sempre. Sempre! Papà, tu lo sai quando voglio bene a Gelarosa, è che adesso sto un po' nervoso, ecco. Un piccinino di mamma sua, lo fanno arrabbiare. Basta con queste smancerie. Io sto al limite dell'esaurimento nervoso. Tutta questa confusione, questa situazione che non si risolve. Una alle volte se la piglia pure col paterno. Dice, questo che cos'è? Mo sparo un colpo pure... Gabriele! Gabriele, cosa ha fatto? Niente, ho sparato un colpo in aria. Ma che sta scena, pazzo? Ma come ti permetti? Ma chi ti sa? Ma chi sì? Io sono pazzo, da scemo. Fortunato, signorino, fortunato. È stata la paura che mi ha fatto venire come un colpo di pazzaria. O colonnello sa mi sa Luca e immagino mi sa paura. Fortunato. Padrone, è venuto un momento che mi lanciai veramente. Io non mi sento buono. Sono troppo anni che fatico, mi sento stanca, non ce la faccio più. La culata è troppo pesante. Tengo l'esaurimento pure io. Penso, sento che posso fare qualche guai, che posso sfilare con un... Insomma, io do la dimissione, me ne vado. Niente mai, colonnello, mi sono concedato. A chi è? Madonna Roma che non si sente buono. Sei pazzo! Se non vuoi a casa la mamma! Portatemi a casa! Portatemi a mamma mia! Pazza, vatti a mettere un capolietto! Signorina Iola, tu facci per dispetto! O faccio 7 mesi, ma faccio un la chiama mamma. Senta, e venendo, chiama pure a Menacantoni e a Zinicoli, Gabriele, andiamo. Allora, fuori, queste sono cose femmine. Fuori! Ci siamo arrivati, Gabriele. Ci ha cacciato di casa tutte e due. Vuoi fumare? No, grazie. Ho fatto un voto. Ma addirittura! papà! Oh, Madonna. I soldatielli, a guerra! Voglio partire pure io! Dove sta? Dove sta? Dove sta il colonnello? Chi sto vero chiude la guerra, è tornato che è ferito! Caro sì, che avete combinato? Sono giù a fare babba, tu lo fai una cavallo sadico. Colonnello, ma voi mi avete detto di venire qua, mi avete telefonato, o me l'ha già suonato? Certo, io ho telefonato io. E io poi come posso andare se non già venuto proprio? Colonnello, è stato Totò occulta, ha pigliato gelosia e Maria Neva ha pigliato. Perché c'entra Maria Neva? Comunque sentite, così, ora non è capito. Quella là dentro sta partorendo. Sedetevi e aspettate e non vi preoccupate. Ci sarà sempre una ricompensa. Io voglio sapere una cosa, colonnello, una sola cosa. Dove vi dovete dire la verità una volta e per sempre. Ma chi Madonna mi ha già sposato? Non lo so, caro sì. Non lo so ancora. Sedetevi, aspettate. Ma è arrivata! La mamma è staccata, ci portati come tomba! E dove sta? E chiaro piano, quello deve venire pure a 3. E a 14. E come cammina? Come ti dà paura? Sono Raimonda, la mamma diplomata, con tanto di prove scritte. Venite signore, venite, accomodatevi, entrate. E un momento! Chi la chiama? La sana e va lontana. I papigli presto mi sono scontati a casa e ora non ci vede tanto buono. Non è la mamma, ti ha portato, ma ti ha pescato un po' fresco nella pacchiana, sgadille, e fresche, vedete, si contenta. Ma insomma, sembra il momento di pensare all'uomo. Pensa che è uomo, e che ne sa se sia uomo e femmina, che tenga per la magica annanza. Parlate più forte, alluccate, che lei è un po' sorda. Esatto, no, a me non mi piace, si mettono in coppa sombra. Scusate, ma a parte ridere, ci stesse una presa di cognac. Glielo avranno certamente dato! Non ha luccato, ha preso i cognac per me. Io per me, per dire che come Tom, ha pigliato un sacco di freddo, come tenga addosso, come se andrà a fuoco. Tu sei proprio la mamma bene, dai. Salite, che addosso che la tengo. Oh caramello. Grazie, guarda sì. Se non fosse per te, sarei una bambana perduta. Ma chi se ne importa? È morto! Aiutatemi! È secco! Ma che si secco? Accomodate, calmatevi! Smetti, non può passare! Calmatevi! Mi sto
mi sto calmando. Senti, Francesco, ti scudevo venire a pigliare. Perché non volevo venire con madonna. Vieni con Ciuccio che mi mette a paura. Sentite, ti muovo la parte linda. Aroia! Acca! Ha detto che sei talento, non ci voleva tanto buono. Ma questo si è proprio rimbambito. Che faccia dice, colonnello? Certo se avesse partorito una parente da mia, non ammazza. Dice che piglia tutto mascolo. Non è vero? Sì, come no, pareva una mascola. Che cos'è? Non dico tutto quanto, certo, avviata pure. Però, avviata a Pascalo travestito. Come? Che chiamano rinuncia a porticese. Da fe la ballerina. Fifina. E Tonino Femmanello detto Tonia. Voi capite? Poi dice che piglia tutto mascolo. Ma non crediamo a queste cose, sono combinazioni, su. Colonnello, pigliai tu gemella una cugina da mia. Ma studia? Sì, come no? Raffaella Spirressa ci la capera. Sono troppo, colonnello. Beh. Gli venga rotto! Vedete a quante sciocchezze pensa sta gente? Io non lo so. Papà, io non resisto, io devo entrare. No, anzi, vengo con te. Cadranno tutto quanto. E allora te la pure io. Vede che Antonio e Nicola stanno venendo. Siete da tutti Francesco perché è molta ciuccia. Ma voi state a volcare? Sto a volcare, ma la ciuccia. Non che la cane è una femmina. È un animale. Ma è stato Totò, ecco ma combinata così. E chi le va bene assai. Santa, prima Santa, oh, prendere Quanta gente dove famo parlare a me con Sant'Anna? Tutto contro me, lui ce l'ha vita misa sotto cuscino. A Fiorelle, Sant'Anna e San Giacchino ce l'ha vita misa. E forbici sotto lì ci stanno. Ma io sono un soldato, conosco le forbici, le figurelle e la ruta. Come non sapete? Ruta, ogni malestuta. San Giacchino e Sant'Anna fuori la casa tutte malate. Non lo sapevo, se no la ruta sotto al cuscino ce la facevo mettere, va bene? Donne, ma con tutti i soldi che tenete voi non la facevo per scavare in una clinica svizzera, elvetica. Là sicuramente la ruta sotto il cuscino ci ho mettere. Voglio cercare una pippa, mi sono scontata la pippa come fa. Ammaronna! Ma che succede? Siamo ritornati allo stato primitivo. Chi si sta andando a votare? E gli facevi scravare alla nipote della mia con un malaure di salita a casa. Dovete cacciarla! Dovete strametterla! Il giorgio ha buscato tempo! Lo dico, vedete, la mia bisnonna ha partorito qua, sì. Mia nonna ha partorito qua, mamma ha partorito qua, io le usanze antiche non le cambio. Ecco, con me voi siete un poco conservieri. Questo... Ma ci dovete spiegare un professore là, vedete? Non è voi siete conservieri, cioè voi facete le buotte un modo. Il colonnello De Biasi si fa e buotte bombarola. Ma voi ci pensate? Che succede? Ma voi ci pensate? Che sta? A mamma non coppolette che non so dire, è tutto quanto a tu e che va a fare. Non ci sta niente da faccia, voleva tutto contro me, La clinica svizzera dovevate portarla! Elvetica! Va bene, non le cambio Mamma, non l'abitudine. ti è sentita bene, parole, che risate, sì. Stanno andando i paccarelli in faccia. Eppure ci ha girato un po'. Era quasi rinvenita. Poi è svenuto un'altra volta. Per forza. Chissà che dito se l'ha da io! Chissà che dito se l'ha da io! Se non la vuole! È cresciuta! Che arrivato? Ah, fermalo, colonnello! È il più bello rosono! Colonnello, andiamo a vedere! Nicola, aspetta, un attimo. Sapete, sono un soldato dentro, non posso piangere. Andiamo, Nicola, sì, andiamo.
Scusate, avete un fazzoletto. Siete commosso o disperato? Sono come voi, una povera fallita. Lì dentro c'è un padre troppo felice. Nessuno lo acchiappa più. Gesù, quella c'è la rosa appesa nel parco. Ma tu piangi? Gabriele, io so sempre quando devo uscire di scena. Alla fine diciamo, il nostro non è un grande amore. Io lo trovo sempre lo scemo che mi sposa. Stavo con me. Tu vuoi bene a quello, è chiaro. Ma è il bambino. Ma quale bambino? Ho finto, non è vero niente. Io non sono incinta. Ha già perso una tua partita. Non ti preoccupare. Tanto, mica sei l'unico cretino del mondo. Io lo trovo lo stupido che mi sposa. Addio, idiota. Mi accompagnate alla corriera, per favore. Come no, come no? Signorino, fin dal primo giorno che mi ho visto. Ma che avete visto questa festina? Ma mi dovete prendere una Signori, Sì, ma quando chiama figlia, no? certo. E pure voi mi avete chiamato mamma. Va bene, va bene. Tra si piace, cosa mi va a trovare? Venite che facciamo prima, so. Angelo, Signorita. grazie. Grazie. No, Angelaro, poi non trasi, ti aspettate a lungo. A venire Francesca e Melita, chi non sa buona a casa. E quando ho chiamato io faccio da trassi. Grazie Angelaro. Luisa, Cristina Foncauso. Ma che combinato? Ti hai rubato la guaglione. Me l'ha già rubata, ha già scavalcato la finestra e sono venuta qua. Non è l'adrezzo, non è l'adrezzo muto. Non sai che papà... Allarma, allarma! Sarà rubata la guaglione! È sparita il piatto! E caporala mi ha aperto, mi ha portato! Ma che è forte la campagnola, È sempre il sangue della baronessa nelle vene, Aveva ragione, quando è bello. E tale quale no. A me? Che cosa succede? Ti dica nonna paterna. Ma chi, Angelaro? E voi non lo sapete, padrone, chi hanno? Gesù, la baronessa Cristina Foncauser, no? Ma che stiamo parlando della baronessa? Mi ha lasciato la figlia, mi sono lasso! Ma questo è vero. Zenico, venite dentro con me. Ce l'abbiamo fatta! Sì, ma si può titolare! Angelaro. Non volete che sia addormentato. Ma se non ci sto qui, non sapete fare niente. Angelaro, tu già hai finito di portare una croce e te ne vuoi prendere un'altra? Padre, quando si comincia non si fernisce più. Cominciamo a capo Natale. Angelaro, Non mi preoccupate, padre, non mi preoccupate. Non ci dica a nessuno che sono da noi. Nessuno. Beh, Angelaro, vada. mai. Mai, mai. Lo sai che papà vedi l'ha già chiappata! L'ha già chiappata! Povera nonnetta, l'ha chiappata, non l'ha chiappata. Ma che guarda, ma nonnetta, certi suoni, certi fantasie non si acchiappano mai. Pure per tutta la vita ci chiappata, non ha chiappato. Sono rimasta con una grande mosca in mano. Ma mo che stanno nelle braccia, ma basta. Bella. Ciao la nonna, ciao la Rosa. Sì, padrone, non mi preoccupare, che la mia pizzerella non mi capisce. Quando posso fare rossa non c'ho di chicchi. Non c'ho di chicchi, poi sono calore. Bene,
bella la notte. Campo di grano che dirvi non so, un di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillante e lì si incantò. La papera al papero chiese papà, pappare i papaveri come si fa? Non puoi tu pappare i papaveri, disse papà. E aggiunse poi piccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino all'uscello che guardò e vide una piccola papera bionda giocare e lì si incantò. La papera disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se come te ti lasci papeggiare, non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Papavero attese la papera. A questo romanzo ben Thank you.